Uno sfogo scritto con il cuore che in pochi minuti ha ricevuto decine di condivisioni. Quello della dottoressa Oriana Maschio, medico di base a Castelfranco. Su Facebook ha raccontato del dialogo avuto con una collega pediatra che l'ha aggiornata sulle condizioni di un bimbo di cui avevano parlato un anno prima, a cui era stata diagnosticata una forma grave di leucemia. Oggi il piccolo di una provincia veneta sta bene grazie ad un trapianto di midollo, ma al sollievo per un futuro più roseo si contrappone l'amarezza. C'era un dato molto che mi ha turbato, il fatto che dovrà entrare a scuola e la sua classe ha 5 bambini non vaccinati. Nel post la dottoressa Maschio spiega che il bimbo, vivendo in un piccolo paesino, non ha alternative. Pensare a un bambino che supera una cosa così drammatica, se alla fragilità si accompagna anche la necessità di cambiare classe o di cambiare paese, addirittura di andare in un paese limitrofo. Troppo spesso, spiega la dottoressa Maschio, sul web appaiono informazioni che vengono lasciate al giudizio della popolazione, inerme di fronte a certi argomenti, infangando, aggiunge, la scienza. Noi diamo il nostro lavoro per cercare di tutelare i minori, gli ammalati, e ci basiamo sulla scienza, non ci basiamo su fedi, chiacchiere, e la scienza si rivisita di continuo perché si interroga. Io ho visto morire di tetano una donna moltissimi anni fa, quando ero laureata qualche anno, quelle donne anziane che non avevano avuto il vaccino. Sono cose che ti segnano, come ti segnano le mamme che oggi sono morte, che ti hanno raccontato, anziane, di avere portato i loro bambini in ospedale con la difterite e non averli più visti. Come medico io sento questo dovere. Di fronte ad una giungla di informazioni, fare cultura è il compito del mondo scientifico, conclude Oriana Maschio. Bisogna far cultura, bisogna avere coraggio di dire le cose e non ci si mette a scontrarsi su un piano dove si scontra come su un'arena, su argomenti che sono scientifici. Dobbiamo andare dagli epidemiologi. Io sono un medico che lavora sulle linee guida, non me le invento le linee guida. Ed è questo il problema. Noi crediamo di poter inventare la scienza non si inventa, non è democratica, non è fatta di like.